Vittoria casalinga per l'Atletico Quarto che si impone per 2-1 sul Savignone, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. A partire forte però è proprio la formazione ospite che trova il gol al 7° minuto con Matranga. Il classe 1993 batte Torre con una gran botta dal limite dell'area e porta in vantaggio i suoi. Immediata la reazione dell'Atletico Quarto che trova il gol, ma Bettagli è in evidente posizione di fuorigioco e Romeo non convalida la rete. Ancora giallo-blu, questa volta con Boasi che però strozza troppo la conclusione, ma 10 minuti più tardi, alla mezz'ora, il numero 11 locale serve un cioccolatino tutto da scartare per Parodi. Il 10 dell'Atletico Quarto supera Canziani per la rete del pareggio 1-1 al Monsignor Sanguinetti. Nel primo tempo c'è ancora spazio per l'iniziativa in solitaria di Accardo con il pallone che termina sull'esterno della rete e poi un episodio da Moviola su cui recrimina il Savignone. Punizione dal limite calciata sulla traversa, sulla ribattuta Savio è il più veloce di tutti a depositare in rete, ma Romeo annulla il gol per fuorigioco anche se la posizione di partenza del numero 10, guardando le immagini, sembra regolare. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa la prima occasione al 62esimo, ma Torre in uscita anticipa Elatichi e 2 minuti più tardi l'Atletico Quarto trova il gol che decide la partita. Punizione velenosa dello specialista Accardo, il pallone calciato forte col mancino supera la barriera, rimbalza sul terreno e buca la porta difesa da Canziani. Il quarto festeggia ma rimane in 10 per l'espulsione di Zino e nel finale si ritrova a soffrire, ma ci pensa il suo estremo difensore Torre a dire di no in 2 occasioni, entrambe negli ultimissimi minuti di gioco. A quarto alto si impongono i padroni di casa per 2-1 e restano a punteggio pieno in cima alla classifica.